l'anniversario della morte di padre Soju, che è avvenuta il 13 novembre 1900, era Norbello, però essendo la madre di Vilarza, lui ha vissuto anche molti anni a Vilarza, quindi diciamo che ci contendiamo con piacere, come dire, questo padre Soju ha rappresentato il dramma dell'avvocato Torre Basile, dedicata a padre Soju. C'è il coro di Norbella, grazie all'interessamento di Don Francesco e i suoi collaboratori dell'azione cattolica. Padre Soju mi sembra che sia uno di casa più che di casa per voi. Per me frate è di famiglia, ma anche per il Soju di qua, adesso non so che ci sia dei parenti, ma c'è in linea discendente, c'è la signora Sancho che è Anita, c'è anche la signora, ecco, devo dire che ha ricevuto la grazia della guarigione invocando padre Soju da un tumore molteplice, maligno, e quindi siamo qui per ringraziare anche per questo, segno che il padre Soju, come hanno indicato i ragazzi il mese scorso, non è solamente uno che richiama idealmente ai valori che tutti dovremmo perseguire a livello sociale, a livello cristiano e così via. Signore e signori, il giovane militare che la luce ha inquadrato poco fa è l'uomo che disse subito sì a Dio e che in forza di questo darà la sua vita per tutti. Il suo nome è Giovanni Battista Luigi Antonio Diego ed è nato a Norbello il 1° aprile 1883, primo di 12 figli di Antonio e Caterina Conti. Dotato di un'intelligenza vivace, ha conseguito a pieni voti la laurea in leggi ed è stato insignito del grado di ufficiale di complemento all'Accademia degli Allievi Ufficiali di Fanteria a Napoli. L'aspetto che colpisce maggiormente della sua personalità è la determinazione con cui ha aderito alla chiamata del Signore, che sentì sin dalla giovane età. I suoi genitori, pur frenando inizialmente la sua precoce vocazione per consentirgli una scelta pienamente responsabile, lo asseconderanno con gioia una volta raggiunta l'età. Tra poco arriverà Giovanni. Ecco, forse questo è lui. Tenetevi pronti. Finalmente Giovanni. Oh mamma. Come stai? Bene, voi? Bene. Piero, Peppino, venite a salutare Giovanni. Peppino! Piero! E Giulia, non vedevo l'ora di abbracciare. Come state? Giovanni, Sì. da quando abbiamo ricevuto la tua lettera che annunciava il tuo rientro, ti aspettavamo tutti con ansia. A Peppino ieri sera è venuta persino una febbre. Ma Era una scusa, perché sentivo dentro di me che saresti arrivato curiosi. Credi che sia già meglio? Peppino, Piero, come siete cresciuti? È passato un anno dall'ultima volta che vi ho visti. E babbo? E gli altri dove sono? Babbo è a scuola, con Penny e Maria Grazia Chitino. Gino, Belen e Antonio sono a... Soprattutto l'ultima. Sapesse quante volte, figlio mio, e i tuoi fratelli piccoli mi hanno chiesto di rileggere tutte le tue lettere. Siete d'accordo con la consegna? Non sono d'accordo, ma mi sembra pieno di voglia di giungere di fronte alla tua scelta.
Mamma, grazie per queste vostre parole. Ora posso finalmente diventare religioso San Francesco. Che Dio ti benedica, figlio mio, come ti benedice tua madre. Amo con tutto il mio cuore. E tu sei figlio di Padre che c'è, Giovanni. Adesso non è vero. Certo che no. Hai portato le caramelle che ti avevi promesso? Certo che ve le ho portate. Venite. Ho avuto l'onore di prendere in pace il piccolo Luciano. Quando sono partito era soltanto un piccolo rosa. Chissà come sarà cresciuto anche lui. Andiamo di sopra, cattedrale. Maria, è finito di sistemare tutto? Sì, ma fate tranquilla, Samuele, andiamo tutto bene. Oh Maria, se non fosse per me, come farei? Con tanti tipi da sentire. Andate a sedere. Elena, siamo tranquilli. Arriveranno gli ospiti e loro non sono ancora pronti a ricevere. Dio! Nico! Bene! Chiettino! Ragazzi a prendere! Come al solito siete sempre gli ultimi! Antonio! Anche lei non mi pare, su signori Giovanni si è fatto male a francescani, chi deve da due delle accompagne e di benedica per parte. Auguri signori Giovanni. Grazie Maria. E preghe con noi. Grazie.